corsa, camminata yoga, camminata. 3, 2, 1, si parte! Yeah. Altaburg, che nome epico questo, ragazzi. Sembra sì. fantasy. Siamo tornati in quel di Rozzo. Oh, ci siamo affezionati a Rozzo e oggi andiamo a vedere un posto molto particolare, l'Altar Knotto. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di seguirci, attivare la campanellina e fate sentire che ci siete. Allora, in macchina, direzione Roana, proseguite, passate anche mezza selva, poi trovate Albaredo, poco dopo il centro abitato di Albaredo, sulla destra una strada sale, al terzo tornante troverete un piccolo spiazzo dove lasciare al massimo 2 macchine, ci entrano. E da lì parte questa strada dove siamo noi adesso, vedete i cartelli Altaburg e Altar Knotto. Altar Knotto è un antico altare in pietra proprio a strapiombo sulla Valdastico. Sì, molto bello, faremo qualche bella foto. Non potete sbagliare, il percorso è il numero 802 del CAI. Un percorso facile, quindi adatto a tutti. È un semplice anello che dura circa 1 ora e 45 minuti. Si sale, prima rampetta, il dislivello è poco, sono 250 metri, ma mi sa che sono tutti d'un fiato. Ok ragazzi, siamo arrivati a un bivio. A sinistra Altaburg, a destra Altar Knotto. Adesso andiamo a vedere Altaburg, 5 minuti. È grande, eh? Siamo esposti, tira un bel vento. Guardate che meraviglia quelle coste là. E l'Altar Knotto è qua, si vede già. È là in mezzo. Beh, con la GoPro si vede poco, però è quello speroncino lì. Avrei il drone. Che dici? Andiamo a fare una panoramica? Ah! No, cavolo. Grande Andri! Ho lasciato a casa il radiocomando. Mi dispiace, cavolo, qua era proprio bello. Qua era bello, quindi non avevamo tanti ostacoli. Ok, niente drone ragazzi, pardon, scusate. Ci torneremo. Seguiteci e ci torneremo. Così. Facciamo un bis. Vi assicuro che per lavoro non mi è mai capitato. Per lavoro non capitano queste cose. Qua si scivola ora. Attenzione, attenzione. Guardiamo l'agilità della Susanna. Dai scemo che si vola come niente. Ma dietro hai un airbag. Grazie, sai. Prego, sai. Lo sai. Sai. Ma lo sai o non lo sai? Quel che sai è che non lo sai. Per le feste. Avanti a voi potete notare l'agilità della Susanna nel percorrere. Te non rompe le palottole, vai caro, su. Si scivola tosi. Madonna, vengo giù di culo che è meglio. Dai. Eccolo l'Altar Knotto. Eccolo lì. Bello da qui, eh? Allora, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare all'altare. C'è un passaggio qua dentro con delle scale di ferro.
Adesso mi incastro la GoPro qui, vediamo se riesco a farlo. Question's è un po' scivolosa. Attenzione, pericolo, solo per esperti. Ecco. Vediamo un po'. Guarda che bellino. C'è tutto un percorso di scalette di ferro. Faccio vedere. Queste, quelle. Ah no. Ecco qua. Ecco qua. Wow. Vi faccio vedere da sotto com'è il passaggio. Si è incastrata la GoPro. Guarda che bello. E qua si va piano piano, giusto perché è un po' scivoloso. Niente di che, ragazzi, solo 2 scalette di ferro, fattibilissimo, basta far piano, non ci sono punti esposti, non c'è pericolo. Ecco, bello l'altarino. Wow, che meraviglia. Siamo a 1334 metri, quindi non altissimi. Poi noi continuiamo il percorso sulla destra. Infatti facciamo un anello, cioè Alta Kugela, io lo chiamo Kugela, non so la pronuncia, e poi quarta strada fino a tornare alla curva da dove siamo partiti. Tempo totale 55 minuti. Poco distante dall'Altar Knotto abbiamo un altro posto molto affascinante, Alta Kugela. Ci stiamo arrivando. Qui abbiamo una serie di formazioni rocciose che sono veramente affascinanti, adesso andiamo a vederle. Come un tunnel. Mamma mia, è grande, eh? È molto ampia. Sì, per questo dicevo che mi sento piccola piccola. Pazzesco. Wow. E finisce così. Qui vanno giù soltanto i caprioli. Il primo punto panoramico che abbiamo visto oggi è stato Altaburg, che in Cimbro non era altro che un antico avamposto di controllo sulla valle e anche sul paese. Qui appunto ad Alta Kugela invece ci troviamo in una specie di grotta proprio, che in diverse epoche è stato punto di riparo. Guardate qua che meraviglia. L'altar Knot invece in cimbro significa vecchia pietra ed è l'ultimo altare pagano d'Italia. Raga, questi posti sono suggestivi, quindi scatenano la fantasia. Allora ci sono tante leggende che potete andare a cercare su internet relative a questi luoghi qua, no? E poi tra l'altro c'è anche uno spettacolo teatrale che ha fatto Pierangelo Tamiozzo, che parla proprio di Altaburg e l'Altar Knotto. Io mi incespico a dire l'Altar Knotto. No. Io l'ho visto, un capriolo. Piccolo era? Sì. Ne ho visti altri 2. Usciti dal bosco dell'Alta Kugela, noi abbiamo girato verso sinistra in questa strada di bosco qua. C'è una strada ampia, ben segnata, e dovrebbe essere questa la quarta strada che ci riporta indietro per chiudere l'anello. Non siamo sicuri al 100%, vediamo alla fine, altrimenti dietro o front.
A un certo punto incontriamo una strada asfaltata in direzione destra e torniamo giù verso il punto di partenza. Ancora mezz'ora. Quindi volendo si può fare anche al contrario il giro. Sì, è segnato anche al contrario, Sì. è un anello. Vamos. Ok, andiamo. Sì, diciamo che questo anello è un po' forzato perché entrare sulle strade asfaltate non è mai bello. Almeno a me non piace mai, non è mai un buon segno di anello fatto bene. Ok, dai, non durava molto l'asfalto, passabile. Poche centinaia di metri e ricomincia un sentiero. Perché se Andri non è in mezzo alla natura si arrabbia, Comunque è troppo bello qua, è veramente bello. Informatevi in questa stagione prima di venire a fare l'Altarknotto se è aperto, chiuso, se c'è neve, ghiaccio, perché il periodo consigliato va da aprile a novembre, quindi in teoria d'inverno è un po' sconsigliato. Mi piacciono i sapori di livelli. Sì, anche a me. Vedi? Altaburg. Altaburg e l'insegna rotta. Altaburg e l'insegna di Velta. Ho capito, avevo letto curva letale, ho detto a posto. Sì, infatti telale è un po' telale. Un raggio di sole proprio alla fine del giro. Wow. Guarda, oggi ho usato il mio smartwatch 3 ore e 7, che è impossibile perché il giro si fa in 1 ora e 45, ma noi siamo fermati per fare il nostro vlog, e poi mi dice che abbiamo consumato 301 calorie. Poi aspetta, vediamo se mi dà qualche altra informazione sto Cristo. 10.266 passi, poi mi dice 7 km e 33. 7 km e 33. Lui dice così, però non Beh. è che mi fido tanto di sta Geggio. Ciao ragazzi, grazie di aver visto il video fin qui. È stata una bella passeggiata, la consigliamo veramente a tutti. Questa è per tutti. Sì. Alla prossima, ciao! Sorpresa, se siete arrivati fino a questo punto del video, adesso drone, siamo tornati qualche giorno dopo.